Buonasera dalla redazione del TG10, quasi 1000 i tamponi effettuati sulla popolazione calabrese oggi, sono 42 i positivi in più rispetto a ieri, ma vediamo il bollettino regionale della sua interezza. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 9.963 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 733, più 42 rispetto a ieri. Quelle negative sono 9.230. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti. A Catanzaro 68 in reparto, 8 in rianimazione, 64 in isolamento domiciliare, 10 guariti, 16 deceduti. A Cosenza 54 in reparto, 3 in rianimazione, 126 in isolamento domiciliare, 5 guariti, 12 deceduti. A Reggio Calabria 35 in reparto, 4 in rianimazione, 157 in isolamento domiciliare, 11 guariti, 11 deceduti. A Vibo Valentia 4 in reparto, 2 in rianimazione, 43 in isolamento domiciliare, 2 deceduti. A Crotone 22 in reparto, 72 in isolamento domiciliare, 4 deceduti. I soggetti in quarantena volontaria sono 9.308, così distribuiti. A Cosenza 3.085, a Crotone 1.239, a Catanzaro 1.227, a Vibo Valentia 611, a Reggio Calabria 3.056. Le persone giunte in Calabria che sono registrate al sito della Regione Calabria sono 12.988. Nel conteggio sono compresi anche 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. Attenzione da tenere sempre alta, ordinanza da parte della governatrice Santelli che ha esteso le misure fino al 13 aprile. Sentiamo. Il Presidente della Regione Calabria ha emanato un'ordinanza che proroga fino al 13 aprile la validità delle disposizioni messe a punto per prevenire e contrastare la diffusione del coronavirus. Si tratta delle ordinanze che portano la firma del Presidente Santelli e che contengono misure come la cosiddetta chiusura della Regione Calabria, la sospensione delle attività ambulatoriali e dei ricoveri, le attività di controllo dei passeggeri in arrivo presso gli aeroporti e ancora la chiusura di attività come parrucchieri, barbieri, centri estetici, dei supermercati per la giornata di domenica. Resta l'obbligo per chi arriva alla nostra Regione per comprovati motivi di lavoro o di salute di registrarsi al sito istituzionale e di informare le autorità locali e sanitarie, nonché di osservare la quarantena domiciliare di 14 giorni dall'arrivo, con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi. Si tratta di una scelta coerente con le disposizioni assunte anche a livello nazionale per contenere il contagio, fa sapere il Presidente Santelli, che aggiunge: mai come in questo momento è importante non abbassare il livello di guardia per non vanificare gli sforzi che tutti noi calabresi stiamo facendo, rimanendo a casa e rinunciando alla nostra quotidianità. Adesso andiamo all'ospedale dell'Annunziata per parlare con il dottor Francesco Crocco che ci fa un'analisi su quanto si fa nei reparti di malattie infettive per evitare che la situazione dei pazienti peggiori e che si debba giungere quindi nei reparti di terapia intensiva attraverso uno strumento che è la ventilazione. Evitare che i pazienti Covid-19 ricoverati nei reparti di malattie infettive si aggravino e necessitino del trasferimento nei reparti di terapia intensiva. Questo è l'obiettivo che ci si pone attraverso le terapie farmacologiche e la ventilazione, sistemi già rodati che risultano decisivi nella lotta alla polmonite interstiziale scatenata dal coronavirus. Come numero in questo momento non siamo proprio messi male. Abbiamo sì tutta una serie di pazienti presenti, ma l'organizzazione funziona, nel senso che compatibilmente al numero di pazienti che stanno arrivando in questi momenti, penso che siamo proprio nelle condizioni di poter sopperire e di sopportare questo afflusso di persone, che poi non è così esagerato, ma l'organizzazione prevede eventualmente anche l'implementazione di eventuali altri reparti se la situazione dovesse teoricamente precipitare, o meglio ancora non precipitare non è il termine giusto sarebbe quello di incrementare il numero degli ingressi rispetto alla media che stiamo avendo negli ultimi giorni. Proprio oggi ho chiesto al primario, il dottore Mastroianni, delle malattie infettive, per esempio, da quando negli ultimi 3 giorni, per esempio, lui è riuscito a dimettere almeno 6 pazienti. Di questi almeno 2 sono stati ventilati con queste tecniche. Adesso parliamo invece di dispositivi, vediamo quanti ne ha destinati alla Calabria la Protezione Civile.
Ecco la mappa dei materiali arrivati in Calabria e distribuiti dalla Protezione Civile, dispositivi destinati ai sanitari impegnati nella lotta al coronavirus, prodotti consumabili, oltre 1 milione, e non consumabili, così li definisce la Protezione Civile, inviati dal 1 marzo ad oggi. I primi sono dispositivi di protezione individuale della cui carenza si lamentano molti sanitari, ad iniziare dalle mascherine. Ebbene, fino ad oggi in Calabria ne sono state distribuite 621.470, di cui 272.945 chirurgiche, 99.500 del tipo FFP2, 5.025 FFP3 le più efficaci e ben 244.000 mascherine monovelo. E ancora sono arrivati 137.000 calzari, 600 camici, 1.127 caschi, 46.000 cuffie, 177.100 guanti, 900 kit di accesso vascolare e ancora 18.000 tamponi, 617 tubi endotracheali e 800 tute. L'altra grafica riguarda invece i 1.556 prodotti non consumabili, tra cui i ventilatori polmonari, 25 fino ad oggi, di cui 15 ad alta complessità per terapia intensiva, 5 per terapia subintensive e 5 CPAP e ancora 22 ecotomografi, 87 monitor, 1400 occhiali e 22 termometri. I dispositivi sarebbero potuti essere molti di più se la Protezione Civile non avesse requisito un ordine destinato alle ASP calabresi per dirottarlo in Lombardia, dove la situazione da settimane è molto critica. Giornata calabrese per il vice ministro della Sanità Pierpaolo Sileri, in mattinata in visita a Catanzaro, al Pugliese Ciaccio, che è punto di riferimento per il coronavirus in Calabria, e poi l'incontro in regione per affrontare l'emergenza. Blitz del viceministro della Salute Pierpaolo Sileri questa mattina in Calabria, prima tappa all'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Obiettivo del sopralluogo: rendersi conto dello stato in cui versa la sanità calabrese, in particolare il centro di riferimento individuato nella città capoluogo per l'emergenza coronavirus. È semplicemente un essere presenti per capire ciò che viene fatto nell'emergenza contro il coronavirus, ascoltare quelle che sono le necessità, riportarle al centro, intendo dire a Roma, e cercare di migliorare ciò che deve essere migliorato nell'emergenza. La Calabria lamenta la carenza di tamponi, forniture, ventilatori e dispositivi di sicurezza. Io penso che le cose più importanti nell'immediato debbano essere innanzitutto i tamponi. L'ondata di contagi non è avvenuta nel centro-sud come nel nord, questo grazie alle misure di contenimento e di distanza. Insomma, la chiusura dell'Italia non ha consentito la diffusione come è avvenuto nel nord del virus. Pierpaolo Sileri, accompagnato dal commissario ad acta della sanità calabrese Saverio Cotticelli e dal commissario dell'azienda ospedaliera catanzarese Giuseppe Zuccatelli, si è soffermato anche sul caso della struttura per anziani di Chiaravalle Centrale. È stato gestito il trasferimento e si sta proseguendo con le verifiche, ha detto il viceministro, la cui giornata è terminata con un vertice in regione. Blitz del viceministro della Salute Pierpaolo Sileri questa mattina in Calabria, prima tappa all'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Obiettivo del sopralluogo: rendersi conto dello stato in cui versa la sanità calabrese, in particolare il centro di riferimento individuato nella città capoluogo per l'emergenza coronavirus. Ascoltare quelle che sono le necessità, riportarle al centro, intendo dire a Roma, e cercare di migliorare ciò che deve essere migliorato nell'emergenza. La Calabria lamenta la carenza di tamponi, forniture, ventilatori e dispositivi di sicurezza. Io penso che le cose più importanti nell'immediato debbano essere innanzitutto i tamponi. L'ondata di contagi non è avvenuta nel centro-sud come nel nord, questo grazie alle misure di contenimento e di distanza. Insomma, la chiusura dell'Italia non ha consentito la diffusione come è avvenuto nel nord del virus, però credo che in questo momento nell'immediato servano dispositivi per proteggere coloro che lavorano, ovviamente soprattutto a livello sanitario, e tamponi per verificare i contagi, e quindi poi è chiaro che servono respiratori e tutto il resto, però credo nell'immediatezza proteggere i lavoratori sia essenziale. Pierpaolo Sileri, accompagnato dal commissario ad acta della sanità calabrese Saverio Cotticelli e dal commissario dell'azienda ospedaliera catanzarese Giuseppe Zuccatelli, si è soffermato anche sul caso
posto della struttura per anziani di Chiaravalle Centrale è stato gestito il trasferimento e si sta proseguendo con le verifiche, ha detto il viceministro, la cui giornata è terminata con un vertice in regione. In tempi di coronavirus prosegue la raccolta del sangue, le giornate dedicate alla donazione promosse dall'Avis. Nel mese di marzo sono state raccolte nel Cosentino 854 sacche. Le trasfusioni non si possono bloccare in tempi di coronavirus, è più urgente donare sangue. Nel solo mese di marzo nella provincia di Cosenza sono state raccolte 854 sacche grazie a 180 volontari. I chilometri percorsi sono stati 18.000, 7 gli autisti che materialmente sono arrivati nella 30 sede dell'Avis sparse nella provincia Abruzia. L'appello è a non fermarsi per paura e disinformazione. Va ricordato che per uscire di casa per andare a donare il sangue è riconosciuto tra gli spostamenti di necessità. È bene prenotare la donazione e aspettare la convocazione. Un messaggio voluto per sensibilizzare le persone in un momento estremamente delicato come questo. L'emergenza coronavirus. Le scorse settimane aveva rischiato di compromettere le scorte di sangue nelle singole regioni, ma grazie agli appelli che sono succeduti al presidente dell'Avis nazionale Gian Pietro Briola, al direttore del Centro Nazionale Sangue, la situazione è rapidamente tornata alla normalità. È una mano, anzi è il caso di dire un braccio. L'hanno detto proprio i giovani avisini che da nord a sud si sono mobilitati per garantire sangue e terapia a tanti pazienti. Dopo aver raccolto le testimonianze di una nostra provincia, altri esempi di cittadinanza attiva e solidarietà stanno arrivando da tutta la regione. Negli ospedali è necessario avere a disposizione sacche di sangue e plasma, un gesto che salva tante vite. Donare il sangue, ricordano dall'Avis, è sicuro e non ha alcuna controindicazione. Già deciso il calendario di aprile, domenica 5 si potrà donare il sangue ad Amantea, Lattarico, Parenti e Torano, mercoledì 8 e mercoledì 15 aprile a San Giovanni in Fiore, venerdì 10 aprile al Lago, infine sabato 11 aprile vigilia di Pasqua ad Amantea. A Cosenza, nella sede dell'Avis, si può donare il sangue tutti i giorni dalle 7:30 alle 11:30. In questa fase di emergenza sanitaria, fanno sapere medici e volontari, tenere alta l'attenzione è più importante. In questo periodo così difficile, così delicato, c'è chi cerca di sfruttare la situazione per mettere a segno dei colpi, delle truffe. Sentiamo. Le segnalazioni arrivano da più parti. Con la scusa di dover consegnare mascherine o altro materiale sanitario si introdurrebbero nelle case per svaligiarle, in alcuni casi armati. Una banda in azione che in questo periodo di emergenza sanitaria approfitta della fragilità della gente per mettere in atto rapine. Le indagini sono in corso, nel mirino soprattutto persone anziane, episodi che si sarebbero verificati in diversi centri calabresi. Numerosi sindaci che mettono in allerta i cittadini, invitandoli a non aprire la porta di casa a sconosciuti e a segnalare eventuali tentativi di ingresso alle forze dell'ordine. E anche la questura di Cosenza invita a non aprire assolutamente la porta nel caso in cui si presenti qualcuno travestito da medico o paramedico che dica di essere autorizzato per la consegna a domicilio di mascherine o altri strumenti medicali, e di avvisare polizia, carabinieri o guardie di finanza ai numeri di emergenza 113, 112 e 117. Una scossa di terremoto ha colpito la costa ionica della Calabria con epicentro a Crotone, dove dalla notte si registra uno sciame sismico con decine di scosse. La scossa pomeridiana è arrivata alle 16:18, è stata di magnitudo 3,9 con ipocentro a 23 km di profondità. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione, molti sono scesi in strada per la paura. Di magnitudo 4 e 3,5 le scosse più forti avvertite durante la notte scorsa. Adesso vi mostriamo un servizio che racconta la storia di un ex partigiano che ha inviato un messaggio al presidente Mattarella. Il tema naturalmente è quello del coronavirus e l'invito che arriva è quello di resistere a casa.
Pasquale Brancatisano, 99 anni tra poche settimane, da Samo, piccolo centro dell'entroterra della Locride. Un uomo onesto che ha lavorato duramente fin quando ha potuto la sua terra nel suo paese. Un uomo forte e docile nello stesso tempo. Un uomo come tanti che ha vissuto di sudore e semplicità, dando un futuro ai suoi figli e tenendo alta la dignità della sua casa. Oggi vive del presente, fatto del rumoroso affetto dei nipoti e di ricordi, belli, meno belli e difficili. Brancatisano ha fatto la storia, combattendo nella resistenza, quella che oggi, in modo diverso e in un'accezione diversa, siamo costretti a praticare anche noi. Nonno Pasquale è stato un partigiano, uno tosto per intenderci, ed anche a lui dobbiamo dire grazie. Lo stesso grazie che gli ha rivolto il capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha telefonato a casa Brancatisano dopo aver ricevuto da nonno Pasquale un toccante videomessaggio. Ascoltiamolo. Devo inviare un messaggio di onore al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che è saputo lavorare e saprà lavorare sempre con senso di patria e di patriottismo per l'Italia. Io sono un vecchio partigiano, marpatuto delle guerre e di tutte le azioni che si presentarono. Desidero stare tutto a casa, né uscire nessuno, e di collaborare per la salvezza di tutti. E adesso c'è un messaggio che chiude il nostro telegiornale, poi vedrete il meteo, che lancia la pianista e docente Unical Ingrid Carbone, che è stata protagonista di un concerto via social per beneficenza per aiutare l'ospedale di Paola. Io vi saluto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci. Approfitto di questo importantissimo mezzo di comunicazione per ricordarvi che l'ospedale di Paola è in grande difficoltà in questo periodo di emergenza e che è in atto una campagna di solidarietà a favore dell'ospedale. E io sono qua proprio perché ho dato il mio personale contributo, in quanto domenica scorsa alle ore 19 in diretta Facebook io ho tenuto un concerto social da questa stanza, proprio da qui, proprio per sensibilizzare e spingere i miei followers a fare una donazione all'ospedale. Dunque io da una parte attraverso Facebook e attraverso le migliaia e migliaia di visualizzazioni che il video ha avuto e attraverso quest'altro mezzo spero davvero che l'ospedale riuscirà a ricevere un contributo significativo perché ne ha bisogno. La saccatura che si estende sino al Nord Africa provocherà la formazione di una bassa pressione sul Mediterraneo centrale, comunque distante dalla nostra regione, che apporterà poche piogge e solo sui versanti ionici, in particolare nella giornata di venerdì. Domani parzialmente nuvoloso ovunque, con addensamenti più consistenti su Crotonese e versanti ionici del Catanzarese e Reggino, dove si potranno verificare deboli ed isolate piogge. Nel pomeriggio deboli precipitazioni su Pollino e Sila Greca, con sporadiche nevicate oltre 1.400-1.500 metri. Temperature in generale lieve aumento. Passiamo a mari e venti. Domani Tirreno mosso, con tendenza a divenire molto mossi i bacini reggini, Mar Ionio molto mosso, venti tendenti a disporsi mediamente da nord, moderati con locali rinforzi sul Tirreno, forti sullo Ionio. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria.